Truffa del finto medico siriano, in 4 mesi estorti 130.000 euro. Il modus operandi è consolidato. Il soggetto viene adescato per strada, meglio se fuori da un istituto di credito. Alla vittima, un 55enne di Vicenza, viene raccontata una storia lacrimevole di guerra e di un figlio gravemente malato che necessita di cure costose. Il truffatore carpisce l'amicizia della vittima che subito al primo incontro, siamo a metà settembre, gli dà 1.000 euro cash. Si susseguono gli aggiornamenti sulle condizioni del piccolo, i costosi interventi in Germania ed Austria, tutti pagati dalla vittima con bonifici che vanno dai 18 ai 25.000 euro. Alla fine di ottobre il 55enne ha già sborsato 50.000 euro. La banca si insospettisce e all'ennesimo, strano bonifico lo blocca ed invita il titolare del conto a fare delle verifiche. Ormai plagiato, l'uomo però utilizza un altro conto sborsando ulteriori soldi in varie tranche fino ai complessivi 130.000 euro. Troppo tardi capisce che quei soldi non li rivedrà mai più e alla fine, il 28 dicembre, si decide a denunciare il tutto alla polizia.